Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia, ben ritrovato. So che lei non vuole polemizzare, non vuole entrare ovviamente nel merito di quanto accaduto da un punto di vista insomma così anche sindacalista. C'è attesa ovviamente anche nel rispetto dei familiari di capire anche come evolve la vicenda ed anche ovviamente del rispetto per il lutto, ma le chiedo dove si sta andando e soprattutto anche la sua vicinanza nei confronti della manifestazione andata in scena a Trieste, proprio nei confronti di questi due poliziotti. Ben ritrovati, ma partiamo dalla sua ultima domanda, che forse è quella che mi interessa in questo momento di più, perché la manifestazione di circa 8.000 persone dà un segno particolare a quello che la gente sente ancora il calore di queste persone, di questi miei colleghi, sente il calore, crede ancora nella giustizia, una giustizia che diventa sempre più amara quando ci troviamo di fronte a discutere su episodi di questo genere. Una manifestazione quindi sentita, in favore di questi due colleghi di Matteo Pierluigi, perché erano due colleghi che giravano H24 per le vie nei loro turni, quindi sicuramente contatti con negozianti, commercianti e gente comune. È ovvio che a Trieste, che è già stata toccata anni fa da un episodio di sangue, non era nuova queste cose, però io ho ricordato oggi sulla stampa, questo è il nostro 11 settembre, perché lo penso così, lo credo così, cioè per la prima volta da quando esiste la Polizia di Stato siamo stati attaccati all'interno di una nostra struttura, nel fulcro della sicurezza. Credo che sia una cosa gravissima, ripeto, gravissima perché per la prima volta, e guardate, ci sono già stati circa 4.000 morti, per mano di delinquenti incolfiti a fuoco, ma mai si era verificato che all'interno di una struttura si potesse verificare quello che in quei pochi secondi è successo e ha strappato due giovani colleghi, perché giovani di età, giovani di servizio, da questa terra. Quindi io, lei l'ha ricordato, in questi giorni sono stato chiamato da diverse TV, dai giornalisti che ormai tanto conoscono qual è la mia linea, sanno benissimo, io ho detto loro, sapete benissimo che Raffaele Padrone non ha bisogno di sciacallare su questi episodi gravissimi. Grazie regia della manifestazione di Trieste. Ecco, vedete quello che stavo dicendo poc'anzi. Ecco, quindi le polemiche sicuramente le andrà a fare il perché, il per come, la strumentazione, l'equipaggiamento. Andremo a farlo nel seguito delle settimane, dopo che avremo avuto modo di salutare per l'ultima volta i due colleghi. Io invece punto il dito subito, immediatamente, l'ho già fatto, sullo Stato che ci ha abbandonato, ci abbandona. Assisteremo, abbiamo visto e assisteremo ancora a delle carrellate di personaggi che verranno a salutare a Trieste i due colleghi, però si dovrebbero vergognare. Azioni particolari e poi chiudiamo. Prego? Farete delle azioni particolari? Ma no, prese di posizione? stiamo pensando a una nostra di FSP qui in Friuli, credo qui a Pordenone, qualcosa di particolare, ma non sicuramente azioni che nulla devono lasciare a far pensare, insomma, di approfittare di questa situazione. Io voglio salutare i genitori, non ho avuto la possibilità, i genitori di questi due ragazzi, perché sono le uniche poi persone che continueranno a ricordarsi di questi due figli che hanno perso. È un augurio
e lo faccio da questi teleschermi, al collega ferito che spero di andare a trovare presto e di conoscere soprattutto. Ci uniamo anche noi ovviamente agli auguri di pronta guarigione. Grazie Raffaele Padrone, grazie a voi per essere stato con noi, anche l'onorevole Paolo Coppola, vice segretario regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, è intervenuto sui fatti di Trieste, lo abbiamo in collegamento con il collega Omar Costantini da Udine.